E siamo qua. Un grande applauso del nostro pubblico che si sente fortissimo. Applauso, diciamo così, virtuale. Ti dedico una poesia che ho scritto io. Dai. Per farti capire Cosa? la puntata. Però non dico la parola magica, non la dico e dico bip. Va bene, dai, sono qui. E io devo indovinare. La quindi, poesia no? l'ho scritta L'hai io. scritta tu, allora sarà tutto un programma, mi immagino. Facciamo subito il rito di dovere. Saluto la camera di pensavo se lo Desiree. fosse scordato, Saluto la invece mia no. camera, la camera centrale, e scusami. Mi sposto? Amica, come stai? Beh, è una settimana che non ci vediamo. Ciao. Ma- Perfetto, a posto così. Finito? Allora ti dedico la poesia che ho Dai, scritto sono testé per pronta. questa puntata. Dai. Fatti mandare dalla mamma a prendere il bip. Dai. Fatti mandare dalla mamma a prendere il bip. Beh, il latte, dai. Brava, È brava! Oggi la famosissima, puntata dai. è il latte. Ma non l'hai scritta tu, come ma questa è una canzone famosissima. Ma L'ho che hai scritta scritto ieri. tu? Fatti mandare dalla mamma. Ma poi scusami, che a poesia è Fatti mandare? Cioè, la canzone che è ritmata cioè, è carina. Tu di poesie non ne sai, per cui. Poesia, va non ne bene. sai. Senti, allora, Non ne quindi sai. puntata Allora, facciamo dedicata tutta al una latte. puntata dedicata al latte. Cucineremo tutto con il latte. Latte di mucca? Un risotto, no, sì, un risotto faremo al latte, faremo un'arista al latte e faremo delle sfogline con crema di latte. Ok. Per cui procediamo subito intanto con il riso, perché è importante, perché il riso vuole la sua cottura. Per cui facciamo così. Mi dai un cucchiaio, mi dai un cucchiaio, mi dai un cucchiaio. Ti do Grazie, il cucchiaio, certo. Prendiamo una nocella di burro, così. Una nocella di burro e lo mettiamo qui. Andiamo ora, appena il burro si scioglie, per cominciare a fare brillantare, stavolta non con l'olio ma con il burro, Il riso, ok. e procediamo con la cottura con il latte. Qui abbiamo il latte. Quello è messo Vedi? così a scaldare, no? No, deve bollire, perché deve bollire. per fare un risotto deve essere caldo. Però Ok. guarda che cosa faccio, strano. Fai? Il sale. Metti sale certo, nel latte, ma certo. quello è solo latte, quindi. Solo latte, Ok. faremo un risotto a base di solo latte. Bene, bene, quindi iniziamo dal burro e... Il burro che sta fondendo, perché dobbiamo fare questa preparazione immediatamente, se no siamo nei guai. Ok. Se no non ci arriviamo con i tempi. E poi Daniela, lo sai come Daniela quando si No, arrabbia, no? no. È molto Daniela, No, una è persona vero, è elegante, quando dolcissima ti parla a voce bassa, ti dice Tutino, cerchiamo di recuperare del tempo. Quando il tempo passa, Daniela comincia, ma volete vedere? Ho tempo che mi tagliate! Un palermitano così, Daniela? È oriunda palermitano. Ma quando mai te lo un dico palermitano? io. Ma che dici? Te lo dico io, è oriunda palermitano. Tutti i palermitani sono adesso. Certo, Io come oriunda- faccio quando mi arrabbio? Ah, quando ti arrabbi con mia madre, ha tomato una pozza benedetta! Vi giuro, Ma che dici? è impressionante, guarda, mi dovete credere. Ecco qua. Allora, senti, quindi facciamo brillantare il riso Così. col burro. Che c'è? Brillantare? Avete sentito? Ha detto brillantare. Ma non ci potevo Altissimi credere. livelli qui, altissimi. Mamma mia ragazzi, ecco qua. Brillantare, E vedi? stiamo brillantando. Nel frattempo andiamo a fare cosa? Ad assaggiare il latte, dato che gli abbiamo messo un po' di sale. Certo. Bene, io lo assaggio così. Un altro pizzichino Un glielo altro po' di metterei. sale. E sai che gli mettiamo? Che gli metti? Un po' di pepe. Anche un po' di poco pepe. Eccolo qua, metto io? Sì, guarda come stiamo brillantando, guarda il bel colore che ha preso Certo, questo va riso. brillantato il riso, non è che come si fa il riso? Ecco Lo prendi, qua. lo metti. No, si fa brillantare. Ci prepariamo un mestolo, 2 mestoli, 3 mestoli, eccomi, ci cambiano posto, poi uno, giusto, va bene. Ecco qua, sta brillantando. E quindi? Allora iniziamo a fare questo risotto che sarà solo ed esclusivamente a base di latte. Vedi già il latte fuma, per cui possiamo andare a metterlo. Quindi praticamente, allora, preparazione del risotto, siamo a Milano all'improvviso, aspetta. Sì, ma non è un risotto alla milanese però. No, perché c'è la nebbia nella mia Ah, faccia. vero. Oh mia bella Madonnina, che te brilla e te lontana, tutta d'oro e piccinina, chi te domina e Milano. Hai visto? Ho visto. Allora, dicevo, preparazione del riso, Andiamo solo che a invece di cambiare. aggiungere un brodino, un fumetto, aggiungiamo del l'acqua, aggiungiamo il latte. Cosa hai detto? Un fumetto.
Ma oggi che ha oggi? Brillantare, il fumetto. Ragazzi, spostati. è diventata una chef chef. sono diventata. Ma che chef! Che chef! E allora abbiamo messo già, stiamo andando in cottura con... Ma che hai fatto? L'hai spostato? Perché? Facciamo Perché mi un'altra servono cosa? queste due cose, perché Ok, dobbiamo preparare quindi l'arista di maiale al latte. per adesso prima si assorbe quel latte, giusto? Esatto, sì. Adesso Allora, prepariamo l'arista. L'arista, che carne di maiale, giusto? L'arista di maiale. Quella sì. che è rimasta dal giorno prima. No, che ce la dobbiamo cucinare. No, è l'arista, non è... no? Arista. Dai! No, non ti seccare. Sarista o l'arista me ne vai io. Non ti seccare, vieni qua, dai. Arista. Torna. Abbiamo fatto tante volte cucina dei Allora, resti, cantala, cose, che ne cantala. so, pensavo. Torna a sta casa, aspetta a te. Non lo so come fa. Torna a sta Sorriendo? casa, aspetta a te, va No, bene. cos'è? Torna su di non Che si ne può, so? non si può. Mi dai? Vabbè. Allora, dobbiamo fare un trito di carota. Però guarda la particolarità che sto facendo. Com'è la guarda. particolarità? 1, 2, 3, 4, vedi? Pezzi così. Ah, quindi proprio grossissimi. Sedano, serve! Visto? Questo è il taglio... Così, Metto- è cinese, il taglio cinese. Sì, poi guarda, 1 e 2. Ma veramente così Sì, grossa così, la metti? così, così. E ora ti Si spiego cuoce? perché. Ora ti spiego perché. Ti spiego perché. Dai. Mi dai dell'olio, per favore? Allora, quindi l'arista... Dell'olio. Arista o arista? Arista. Arista di maiale. Partiamo dalla preparazione di questo soffritto. Di questo bel soffrittone. Molto particolare, devo dire, con questi pezzettoni così, diciamo, più che grossolani. soffrittone. Sono proprio... Qua intanto il riso. Il riso al si sta latte, il riso al latte si cucinando. chiama? Sì, sì, riso sì, al latte, risotto la al latte. ricetta è così. Solo al latte, sì. Risotto al esattamente. latte sta andando. Ti farò vedere che buon riso che Mamma, viene. sembra buonissimo. Qui stiamo andando in super vacanze. Ok. Prendiamo l'arista e guarda che facciamo. Che facciamo? La saliamo. Sì. Che c'è? La saliamo. Ma dove? Non lo so, Intanto, ragazzi, non lo qui so. frigge. È Vedi, pazzo. mettendo un po' di sale qui, guarda che facciamo, ce l'andiamo a raccogliere così, visto? Vabbè, non lo potevi girare, Ah, tipo, no? visto, abbiamo raccolto. Ah, E ora vabbè. guarda che facciamo, prendiamo il piatto dove c'è l'arista, ci cafolliamo un po' di farina, Sì? facciamo così, 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 così e andiamo a mettere qui. E lo mettiamo Per là. creare la... Reazione di Maillard. Ma oggi mi hai meravigliato, Stiamo abbiamo volando, avuto ragazzi. brillantatura. Stiamo volando. L'altra che hai detto qual era? Brillantatura è il fumetto. fumetto di pesce, il fumetto che poi di solito è di pesce va bene così. Vabbè, allora, quindi E allora guarda, hai messo farina 00, giusto? yes. E questa è una ricetta che abbiamo fatto, è lo stesso passaggio simile a quell'agnello che avevamo Sì, fatto. perché facciamo sempre questa reazione. Fa quella Dopodiché- crosticina, giusto un po'? Esattamente. Aggiungiamo del latte nel risotto, qui così, fuoco basso, Ok. in modo che ci dà la cottura del riso. E questo, la pinza, me la dai? Senti, La ma pinza, mi dici una cosa, Sì. il fatto che hai messo il sale direttamente sulla carne, Sì. poi il piatto non va salato? Sì, certo, poi Anche, ti va faccio aggiunto? vedere, va aggiunto, Va certo. aggiunto. Intanto stiamo facendo questo bell'olio che ci servirà. Ti faccio vedere a che cosa Che poi. cosa? Va bene. Facciamo questa bella reazione di Maillard. Maillard. Dopo che abbiamo finito questo, cosa andiamo a fare? E che ne so, boh, mettiamo il latte. Brava, mettiamo proprio il Giusto? latte, sì, È la puntata del latte. Dico. esattamente. Abbassiamo il fuoco. Come vedi non sfumiamo con vino perché insomma No. non ci sta proprio tanto. Non ci sta. A questo punto facciamo una cosa, mi prendi un piatto di quelli, quello l'altro, il fratello di questo. E qual è il fratello? Ah, di questo qui là. così a foglia, a forma di foglia. Brava. Prendi il fratello di questo, spiegati.
Mettiamo qua. Cioè, chi suo nonno era? Ti dico il fratello, quello piccolo, ha preso il nonno, ha va preso, bene, ma che ne so, veramente? che ci fa, dai. Ma come che ci fa? Ma lo prendi un piattino piccolo, ora mi piglia dietro quello del caffè, ne sono convinto. No, quello, l'altro, bravo. Guarda che cosa ho fatto. Hai visto? Perché erano grossolane? Che hai fatto? Perché poi le dobbiamo togliere. Ah, ok. Le togliamo e abbiamo creato un fondo meraviglioso. Lo rimettiamo sul bruciato? fuoco, non è bruciato. No. Mi dai il latte? Meraviglioso. Meraviglioso, Questo vuoi? sì. Questo? Sì. Mi dai il latte? No, l'altro. Quello. E mi dai anche un cucchiaio di legno, guarda. E andiamo, aspetta, a prenderci il fondo. Vedi? Lo stiamo staccando. Quindi ti prendi questi La pezzi di... diventa un fondo, poi, di poi si maiardo, questi fonderanno. pezzi di maiardo ti Poi si prendi? fonderanno. Dammi tutto il latte. Tieni. Versa. Tutto? Sì. Tutto. Versa. E a freddo andiamo a mettere il nostro bel pezzo di carne. A freddo, Così. con latte ancora Latte freddo, a freddo, giusto? così. Che lo copre, devo dire, quasi più di metà, diciamo Esatto, più di metà. però ora noi creiamo una bella stufetta sotto, prendendo un copper e mettiamo così. E lo mettiamo là. E lo lasciamo cucinare. Sì. Intanto togliamo queste. Quindi lui, fuoco lento, come cucina? Sì, fuoco lento. Adesso dobbiamo fare... Il riso a che punto è? Il riso lo controlliamo. Sta cucinando. Se mi dai un cucchiaio vediamo come va la cottura. Assaggio io? Ma sì, dai, vediamo come va la cottura. Dobbiamo completarlo. Ancora un poco ci vuole però. Lo vedo dal colore, vero? Lo sai, Già a posto? tipo 2-3 minuti, dai. Esatto, così, 2-3 minuti. E noi aggiungiamo un altro poco di buon latte. Così. E gli facciamo fare questi 2-3 minuti che dicevi tu. Ma lo senti che bel sapore che c'ha? Sì, delicatissimo, veramente. Un riso al latte Buono. che poi andremo a completare. Adesso passiamo. Abbiamo fatto la pasta sfoglia. Ok. Giusto? C'è bisogno che lo ripetiamo, poi lo vedrete tra gli ingredienti, ma al solito metà parte di farina con impasto lievitato, metà di burro, si fanno le piegature oppure uno sull'altra come vi ho fatto vedere altre volte, ma ve l'ho Ma c'è fatto alla vedere, fine? No? basta. Ma la diamo la ricetta La ricetta poi, la giusto? diamo, E allora sì. va bene. Prendiamo un po' di spolvero. Che è? Questo. Spolverina? Ah, lo spolvero, ok. Spolvero, questo, vedi? Lo spolvero così. E abbiamo messo la nostra... no, e la andiamo a stendere, Sì. guarda, stendiamo. Ce la fai? Vediamo se Ci ce la provo fai, io? provaci. Il dito ancora Il dito. mi dà problemi, sai? Sì, lo capisco. Non vuole fare niente. Camera mia, non vuole fare niente, la verità è questa. Ah, dai. Anche questi devi Aspetta, Metti, quando alzi metti un po' di farina sempre. Un po' di spolvero, Un po' di si spolvero, sì, brava. Sbrogala, brava, sbrogala. Aspetta. Ora che la tirala un altro poco. Che queen, ragazzi. Di qua, vai anche indietro, indietro, va bene. Già come spessore mi prende, vai un poco indietro, abbassami questo spessore, basta così. Questo? Sì, Va bene? perfetto. Guarda, Adesso veramente. facciamo un'altra operazione, guarda. Andiamo a fare un'altra operazione, ti faccio vedere che operazione è. Dobbiamo fare il ripieno con una crema di latte. Quindi deve essere così un po' Sì, un spessino, po' diciamo, spessino, sì. giusto? Pasta sfoglia. Sì. E allora, guarda, andiamo a fare una crema di latte. Prendiamo questo c'è qua. Abbiamo detto 2 minuti? Ma guarda, lo riassaggio quasi, prendo un altro Riassaggio, cucchiaio e dai, lo sì, riassaggio, sì. vediamo un attimo. Lo riassaggi, brava. Ci siamo? Posso spegnere? Va bene. 1 minuto. 1 minuto ancora? Ma lo lasciamo in mantecatura, così, guarda. Facciamo una cosa, aggiungiamo una bella pioggia di parmigiano. Così, guarda. Mescoliamo.
E me lo dovevi far assaggiare col parmigiano, scusa. No, No? io per dopo l'ho fatto apposta. Ecco qua. E ora lo lasciamo riposare così, per cui andremo all'assaggio, andiamo all'assaggio Va bene. caldo. Va bene? Adesso questo lo spostiamo e lo facciamo continuare a cucinare lì. Questo latte, siccome mi serve il pentolino, me lo vado Sì, a a versare. recuperare che ci può servire per lo zucchero. Senti, ma poi è facilissimo questo riso così, eh? Sì, sì, semplice e anche buono. Quante cose ci insegni, proprio semplice. Mi recupero un pentolino. Allora, Guarda, senti, fermiamoci dimmi. un attimo. Sì, ci fermiamo un attimo e poi continuiamo. Continuiamo. Consigli per i consigli. Quelli. Non vi allontanate. No, ma dillo quando tu, mai? dillo tu. Consigli, In ma- francese, in francese. Come si dice? Conceppo le cose. Conceppo le cose. Tedesco. Tedesco, zum Brugger senza Zum Brugger, zum Brugger. Andiamo Allora. a preparare la crema di latte. La crema di latte. Solo Sono a pronta. base di latte. Va bene. Prendiamo l'ettegamen. Guarda qua. Lì ci sono gli ingredienti che poi andremo a dire. Dammi quel latte. Ti do il latte intanto, Yes. giusto? Questo è il latte, cos'è, parzialmente scremato? No, il latte è Intero, intero. intero. Lo vedi che è tutto intero. Il parzialmente scremato com'è? Ora lo voglio sapere. Aspetta, Ora lo voglio sapere. Com'è? Come? Il latte parzialmente scremato. Parzialmente scremato è così. Maria, che scema. Aspetta, la frusta. Maria, è là la frusta. no. Il latte l'abbiamo messo. Poi mettiamo lo zucchero. Lo zucchero. Gli ingredienti li leggeranno o su Sicilia Play o a fine trasmissione. Ok. Va bene? Questa è la mai. La Maillard, no, la Cioè, Maillard è quella no. Ormai tutte cose La Maillard. Marie. Sofia c'ha le mani sporche, La ti sei maiardata le cosa? mani. Maizena. Ah, la maizena, Facciamo certo. così. La maizena è quella che si usa per fare i dolci anche, Certo. giusto? Sarebbe, sai cosa? No. Amido di mais. Ah, allora, so- Per cui maizena. Poi mi dai che c'è della vaniglia in una barchetta piccola, questa di qua. della vaniglia. Sì. Questa Ma questa è polverina. quella che hai fatto ora, scusami. No, questa è. No? No. No, È vabbè. polvere di vaniglia, va Insomma, la bene? polvere di vaniglia. Gli diamo un po' di sapore. Accendiamo il fuoco. E dobbiamo fare questo movimento. Allora, Esatto. latte, maizena, zucchero e zucchero. Hai vaniglia. messo, hai messo zucchero E anche? vaniglia. E Sì. vaniglia. Chiaramente poi per poter condire le nostre sfoglie si deve raffreddare. Certo, lo Però sappiamo noi, tutti. si giusto, deve in questo raffreddare. frattempo che cosa facciamo? Prendiamo il riso e cominciamo, direi, a impiattare. Dai, Che lo dici? impiattiamo. Allora, guarda, questo lo togliamo che non ci tutto serve quello che più. questo ci serve, questo non ci serve. Dimmi che piatto vuoi. Per il piatto riso ti prendiamo un serve? piatto. Per il riso prendiamo, guarda, Vuoi la barchetta? Cosa vuoi? un piatto. Come? Com'è così? Lento. Piano. Io non ce la posso ce n'è, fare. non ce n'è. Ma perché si prende piano con il riso? Sì. Stiamo Piatto andando. piano. C'è del latte, me lo dai? Sì. Te lo verso un po'? Un pochino, sì. Brava, che lo riviviamo un attimino. Il burro l'abbiamo messo prima che l'abbiamo mantecato con il burro. Mettiamo un'altra spolverata di formaggio, Ma metti, sì, dai. così, Bello, e andiamo saporito. a servire. Mi dai il cucchiaio lungo, il cucchiaio lungo. Qua, tieni. Mi dai il cucchiaio Eccolo. lungo, brava. Guarda. Ci siamo messi di lato, non so se ci inquadrano o non ci inquadrano, ma a noi che ci Ma che ne interessa. so. Ah, hanno detto che sono bravi e ci inquadrano, capito? E ora sai che devi fare? lo Vediamo devo se ti voglio assaggiare. insegnare una cosa, no? Lo Lo so, devi lo so. appiattire, dai. Fallo tu. Lo so fare, Pugni lo sotto. so fare. Brava, continua. Parapara. Dai, continua così. Prima frase. Continua, dai. Aspetta, calma mano. Bravo. Va bene? Che meraviglia, ragazzi, ma dove siamo? Per spiatti stellati facciamo, altro che. Mi ce lo spolveri un po' di pepe, Ma per certo, favore. guarda, stavo proprio pensando, ci sta un po' di pepe. Mi ce lo spolveri un po' di pepe. Signori, abbiamo fatto un riso esclusivamente al latte. E basta, così.
Meraviglioso. A questo punto andiamo a controllare la nostra crema. Ci stava un po' di zeste là con Sì, latte, un zesto no? ci sta. No. No. Lei pur di fare quello che sa fare, non sa cosa farebbe, mi dovete credere, è così. No, ci stava secondo Sì, me, ci dai. stava. Daisy, guarda com'è diventata, guarda, fai. Senti È che densa. densa. Sei addensata, Sta ma danzando. chiaramente, sta danzando. Sta danzando. Dance with me, all about you, all about you, all Così. me. Poi lui mi segue, Oh, capito? densa, la crema densa. Ah, io la smetto, ecco fatto. Allora, Chiaramente crema di questa latte è crema pronta, in questo sì. momento non la possiamo usare. Però come per magia che Ce abbiamo l'abbiamo fatto, che è uguale. noi però abbiamo fatto vedere abbiamo come detto si che fa. si deve Guardate che raffreddare. bella. Questa me la porto io stasera. Esatto. Che posso fare con questa stasera? Tutto quello che vuoi fare fai. Ti prendo la crema, guarda. Sì, allora, Qui c'è la crema mia. la crema che è uguale, Va bene? raffreddata. Ecco fatto, guarda. E andiamo a prendere un coppa pasta, poi ti farò vedere il miracolo dei miracoli. Togliamo un po' di... Di spolvero, Tu togli un non, po' di non spolvero. hai messo spolvero tu. Che ho messo? No, si ci Un può cappotto? sciare, possiamo sciare. Tagliamo, cappotto, sì, no, lo sì, spolvero. bella questa, tagliamo con un coppa pasta. Tagliamo con un coppa pasta. Ok, tagliamo con un coppa pasta. Bene, quindi È facciamo chiaro che sì. noi già alcune le abbiamo preparate perché non è che possiamo aspettare la fornazione, capito? certo, però vediamo. Intanto facciamo vedere come si fanno, dai. E allora, mi dai un cucchiaio, questo lo togliamo, poi lo riutilizzeremo. Chiaramente Ecco lo qua. riutilizzeremo. Me lo porto io a casa questo Tutte stasera. cose a casa sa puttana. Questo però lo lasciamo così. Capito? Ok. E andiamo a prendere la crema bianca, così. La mettiamo qua e copriamo. Quindi è un dolce questo Certo, praticamente, no? sì. E copriamo. E copriamo così, Copriamo tipo così. dei ravioli. Ne faccio una io, No, lo posso? sfoglia, sì. Allora, Vai. Di me, no? Cioè, 7 ne fai con quella. Già. Questo è Questa? 8. Calcola lo spazio che hai, no, così poi non la chiudi. E come? Sai di Maillard, sai di fumetto, sai di tutto questo. non ti fidi di me. Allora, guarda. Ti lascio un attimo e torno. Va Un bene, attimo vai. solo, vai. Com'è venuta? Sono tornato. Perfetta, belle, dai. Facciamo quest'altra. Dai, perfetto, eh? Oserei dire sì. Sì. Perfetto. Sembra l'autostrada Palermo-Catania. Però è Perché? no, dai, è perfetto. Oh, è buonissima. Buono. Crema di latte. Esatto. Così la trovi un po' densa, però poi in cottura. No, è buona, è buona. In cottura poi. È buonissima, tipo un budino. Buono. Esatto, più o meno. Allora, ripiene Ok. di crema di latte. Ora Queste le sfogliatine, mettiamo. sfogliatine al latte, come le chiami? Sì. Sfoglie con crema di latte. Sfoglie con crema di Una latte. volta avevano un nome strano, almeno a Palermo. Questa era la lingua di suocera. Si chiamava così. Perché lingua di Continua. suocera? Sì, perché si chiamava così. Lingua di suocera. Prendo subito la teglia. Ci stai? Ecco qua. Le mettiamo qua, così. E dobbiamo fare che cosa? La brillantatura. Con cosa? Con l'uovo? Con l'uovo, con E allora questo. prendi l'uovo e prendi il pennello e brillanta, dai, ben bene, compatto ovunque. No, non è il muro di casa tua quando hai fatto la vernice a casa, C'è, sai? scusa, guarda, non Sì, va bene? Va benissimo, va benissimo. Una è fatta, Brava. 2 è fatta Falla bene, brava. 3 è fatta. e 3 è fatta. Vai tutta bella E completa. questo è rosso di uovo sbattuto, no? Solo rosso. E ti dico un po' di magia. No, è uovo intero questo. Uovo intero. Guarda, adesso bisogna fare questo lavoro. Ah, lo zucchero, guarda. Così.
che non squaglia, però ti crea una croccantezza Una eccezionale. croccantezza, bellissimo. Ok, E adesso li mettiamo in forno. 180 gradi, statico, per almeno 20 minutini. 20 minuti, Va ok. bene, questa la recuperiamo e poi andremo a fare delle altre operazioni. E ora ti faccio vedere, ti dicevo, me lo prendi un piatto, lo Che prendi piatto vuoi? Un piatto qualunque per posare questo, un piatto qualunque per posare questo, un piatto, me lo prendi un piatto, lo prendi un piatto, prendi. Lo possiamo togliere, lo rimetti dove l'hai preso, bravo. Dai, bravo. ma perché mi fai fare 2000 dai, viaggi? dai, fammi sta cortesia. Dobbiamo mettere là, scusa. È l'unico modo per farle fare qualche cosa, perché non fa niente, è una vergogna. Dai, Che dai, Desiree, dai. Che dicevi che ti No, sentivo niente, parlottare? niente. La magia la vuoi vedere, Desi? E dopo 2 ore di cottura diventa Guarda che meraviglia. così, quindi niente, una crema. Guarda che meraviglia. Una glace Una proprio. glace, esatto, al latte. una Dammi glassa. una forchetta, un attimo. Che vuoi, una forchetta? Dammi una forchetta, che lo giriamo così. Vedi, guarda, come ha cremificato. A questo punto lo dobbiamo servire. Sì. Prendiamo questo Dove lo tagliere servi? così, in modo che non sporchiamo. Ah, lo metti qua, lo tagli qua. Prendiamo questa, la mettiamo così, voilà. Mi dai un piatto quello rettangolare Sì. grande, grande. No, anzi la barchetta, la barchetta, la mia barchetta. No, va bene, questa, va bene, la barchetta, l'altro no, la barchetta. Non ce la fa! Ora non te li faccio posare! Quale vuoi? Va bene questo? Questo? Sì, grazie. Li puoi posare. Oh, Gesù. Centralina! Ma te immagini? Ma questo ha bisogno di una psicoterapia, c'ha bisogno, va bene. E Allora, allora, prendiamo un coltello da taglio, da taglio, attenzione, questo di qua per Questo. affettare, e andiamo a affettare questa meraviglia. Guarda che colore, Giorgio. tipo quella cottura perfetta. Perfetta. Regardele là. Come si dice in catalanese? Me la sta prendendo col signore. Così come hai detto. La gente dice, ma perché lo so io, perché lo so io? Vuoi che tagli io? No, ho già fatto, prima me lo dovevi dire. Ecco qua. Allora, Questa la sposti, ti secchi, ma questa se la certo, sposti. lo mettiamo qui per adesso. Questo me lo Sì, porto a casa. bravo, tutte cose a casa si deve portare. Va bene, Poi. questo lo mettiamo qui per il momento. Qua mi dicono ce lo mangiamo, qua a Guarda casa. qua. Va bene, Prendiamo allora, questa meravigliosa glace di latte e andiamo questa glassa creata col fondo di cottura. sì, anche, E certo. anche. Abbiamo cucinato la eh. carne solo ed esclusivamente Col latte. con latte. E poi anche leggero come A piatto, questo no? punto, O no? sì. A questo punto gliela darei una spolverata di pepe io. Ma sì, dai, faccio io. Diamogliela. A posto così. Questo è il secondo piatto. E ora ti faccio vedere il terzo. Fammi vedere. Me lo prendi un piatto a piacere. A piacere mio? Va bene. Allora, Allora io lo faccio cambiare, Ecco, Questo. va bene, va bene. No, prendi l'altro è meglio. Dai. Dai, no, va bene questo, dai. Mi piace, se no te li mi prendo piace tutti prenderla in un'altra giro, volta. questo, mi piace prenderla in giro. Preserla in giro. E voilà! Te le ricordi quelle cose che abbiamo messo in forno? Certo, Eh? le sfogliatine di latte. Con crema di latte. Con crema di latte. 1, 2, 3. Vabbè, ma io ho le mani di amianto! Sì! Quindi sì. niente, abbiamo Siccome primo, non c'entra, secondo guarda che facciamo. e dolce, Uno, ragazzi. dolce, sono entrati. Addio. Glielo vuoi dare una spolverata di zucchero a vero? O va bene così? Questo è bellissimo, guarda. Vai. E va bene così. Perfetto. A questo punto non ci resta che Che mangiare? assaggiare.
mangiare è un'altra cosa. E allora, cominciamo dal riso. Dal riso, cominciamo dal riso, dai, sì. Lo assaggiamo direttamente da qua? Ma certo, sì. Sì, aspetta. Com'è? È buono. Mm. È delicato. Delicato, questo sapore di latte e di parmigiano che si sente, vero? È buono, è buonissimo, È sai, buono. e poi semplicissimo da Che preparare, è un po' no? raffreddato, ma è buono. Buono. Dopo passiamo al secondo, prendiamo La un cottura al piattino. latte. Allora, Prendiamo un piattino, mi dai 2 posate? che devi Un fare? coltello. Anche allo spelucchino, che taglia meglio, lo spelucchino. E la forchetta, questa è quella che ho usato, mi dai questo. Prendiamo questa bella fetta. Un cucchiaio, un cucchiaio, un cucchiaio, un cucchiaio, un cucchiaio. Prendi un cucchiaio. Prendi un cucchiaio. Prendi un cucchiaio, non ce n'è, dimmi che non ce n'è. C'è. Andiamo a mettere un altro poco di glassa al latte sopra, così. Posso? E assaggiamo, dai, stavolta assaggio pure io. Così? Sì. Hai deciso tu? Sì. Sai come dicono a Milano? Tanta roba. Mamma mia, questo veramente. Buono, buono. Ora basta. Presente il terzo piatto. La terza ricetta, tu Cioè, ma... prendi il piatto, taglia, fai. Allora, scusate, io mi rivolgo a Daniela, il direttore di produzione. Ma è normale secondo te, Daniela? E tu non dici niente. Guarda che stai facendo. Ne capisco io, E che sei ma putia, sì. Va? Molto buono. Perfetto. E ora passiamo all'assaggio, quando dici tu, Delle tortine di latte. no, della sfoglina alla crema di latte. Lavo il coltello perché mi serve questo. Ho lavato il coltello e lei continua a mangiare. Allora, prendiamo la sfoglina. Vediamo com'è questa crema di latte. Innanzitutto la tagliamo a metà così. C'è un eco Ecco, guarda. sottofondo. Guarda che bellina. E la assaggiamo, dai. Così. Buono. Buona. Questa crema di latte che sembra un... Ragazzi, vi abbiamo salutato. Buonissime. Arrivederci, alla prossima. Ma questa che ricetta è? Ciao. Dove l'hai presa? Le sfoglie a Palermo le facciamo. Però le facciamo con la crema gialla. Io l'ho voluto fare con la crema di latte. Più buone, sai? Riso al latte, 150 g di riso Roma, 50 g di burro, 450 g di latte, sale e pepe quanto basta, arista di maiale al latte, 1 kg di arista di maiale, soffritto sedano carota e cipolla, farina 00 per infarinare l'arista, 1 litro di latte, sale e pepe quanto basta, sfoglie con crema di latte, per la sfoglia impasto lievitato, 200 g di farina 0, 10 g di zucchero, 5 g di sale, 5 g di lievito di birra, 100 g di acqua, 120 g di zucchero, 100 g di burro, per la crema di latte, 200 g di latte, 60 g di zucchero, aroma di vaniglia, 20 g di amido di mare,